Credo sia possibile poter sorridere, credo che sia fattibile condividere, credo che se comunicassimo emozioni, sensazioni, se parlassimo di fatti realizzando le illusioni, credo che se ci guardassimo capiremmo, inizieremmo camminando verso un nuovo mondo. Ma se un miraggio è raggiungibile, un passo dopo l'altro superammo il limite, oseremmo sfidare il male come un uomo in piazza Tiananmen. Io credo che cercassimo lo zen e non lo share, credevo che le religioni ci insegnassero ad amare, che il potere aiuti le persone, che un vestito non risolva la questione, che il mio terzo dito elevi la questione. Credo che l'amore vive di passione, che un credo è un credo finché non usi la ragione. Credo. Non ci credo, no, io non credo, non ci credo. Credevo che ogni mente umana fosse nobile e che fosse capace di risolvere questioni logiche, che ogni problema fosse irrisolvibile. Ma dirsi è troppo semplice, non sempre così facile. Credevo che tutti avessero ideali, ma mi sono ricreduto quando in pazzi criminali hanno creduto. Popoli interi, credevo che non potesse più accadere ciò che è accaduto ieri. Quindi di conseguenza come Forrest Gump credo che stupido è chi lo stupido fa, che la madre degli stupidi purtroppo è sempre gravida. Non credo nella favola che qualcuno mi intavola ogni giorno nella grandezza d'animo, ma credo anche che un secondo fine è ipocritamente intimo e relativo. Un credo fino a quando non si crede al suo contrario. Io d'un credo non mi fido. Non ci credo, no, io ad un credo non ci credo. Non ci credo, no, io ad un credo non ci credo. Questo è il paese che vorrei. Non credo mai, vuoi infrangere i sogni miei, vuoi credere e cambiare vuoi, ma come mai? So che volendo riuscirai. Non credo a me, non credo come possa credere a un padrone, non credo possa esistere solo finzione, illusione, intrusione, immissione, stato di demagogia. Non credo alla mafia, non credo a te boss, non credo a te bros, non credo no ed il mio credo è un fuoco acceso. Non credo al politico che splendido rassicura, venderemo la pelle cara. Chi è? Non credo a chi spara, ma credo a chi spera che tutto si avvera. Di rado credo se non lo vedo, ma credo un leader che censura e con discorsi demagogici tutti ci incula.